streetnewsmagazine.it, siamo qui alla partita dei sogni in memoria di Andrea Iovino, qui con me Gennaro Spizzuoco, nonché organizzatore di questa meravigliosa partita con la sua Hollywood animazione, una giornata che unisce sport, arte e solidarietà, tutti in campo per Andrea. Eh sì, l'importante è restare qui, seguire, è importante ricordare Andrea, noi questa mattina siamo con gli amici di Made in Sud, con comici, con cantanti, perché l'importante è che ci sia il ricordo di questa persona che sarà immortale per me, io lo presentavo come il Diego Armando Maradona dell'animazione italiana ed è per questo che il Diego Armando deve essere ricordato in un campo da calcio, quindi la partita del cuore è solidarietà e amicizia e soprattutto una giornata splendida di sole, ce la godiamo con la musica, col divertimento e con gli amici di Street News. Perfetto, ma visto che tu eri tantissimo amico di Andrea, ci ricordi un aneddoto, qualcosa di simpatico? Ma guarda, Andrea era la persona che più mi faceva ridere, era la persona che quando tu lo vedevi era lì con te ed era sempre una risata, quindi dalle scene esilaranti quando non riusciva a farsi la barba perché non arrivava allo specchio, oppure magari lo vedevi per terra che era caduto dal letto come un bambino, abbiamo fatto 10 stagioni di villaggi turistici insieme ed era la mia spalla, come tra virgolette si dice nell'ambito dell'animazione, era la persona con cui io mi divertivo più anche sul palco ed è per questo che io non smetterò mai di ricordarlo, infatti c'è anche sulla maglia Hollywood abbiamo messo il marchio Io Vivo, dal nome Iovino, un'idea che venne a me, a Giovanni, il fratello, di ricordarlo per sempre sulla nostra pelle. Ricordiamo l'associazione benefica, infatti questa è una giornata, una partita benefica per l'associazione Andrea Io Vivo. Sì, un'associazione che si occupa del territorio, di fare del bene e soprattutto di non fermarsi mai davanti a nessun ostacolo e aiutare sempre i bisognosi, quindi Io Vivo è soprattutto un'associazione del territorio. Perfetto, grazie Gennaro per questa giornata. Porteremo sempre Andrea nel cuore, sarà sempre con noi, sicuramente oggi ci sta guardando con questo sole meraviglioso e sorriderà tanto. E cogliamo l'occasione per fare un saluto a tutti i lettori di Street News. Eh sì, grande Street News, Street Magazine, grande Davide Napoletano, Maurizio Viviani e tutti voi che ci mettete il cuore e l'anima in tutto ciò che fate. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.